Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio parlare di un colloquio, un retroscena, un colloquio che è andato in scena un paio di giorni fa tra Aurelio De Laurentiis e il nostro allenatore Antonio Conte. Si è parlato di futuro e attenzione, Aurelio De Laurentiis si è convinto di una cosa, si è convinto di fare grande il Napoli in vista della prossima stagione, proprio come voleva Antonio Conte. Ma attenzione, in questo video vediamo anche le cifre, tutte le strategie di mercato del nostro Napoli in programma, ecco, per la prossima estate. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, De Laurentiis accontenta Antonio Conte. Il Napoli verrà rifatto. Attenzione, vi stiamo per svelare il budget per il prossimo calciomercato. Infatti il nostro presidente Aurelio De Laurentiis ha già le idee molto chiare sulla campagna acquisti per la prossima stagione. Le richieste di Antonio Conte verranno accontentate dal club. Infatti, signori, fermo restando che il presidente, così come allenatore e squadra, è concentrato sul presente, dove potrebbe arrivare il secondo scudetto in 3 anni, da buon imprenditore, tuttavia, ha già programmato gli interventi da fare a prescindere da come finirà la stagione. Da quello che ci arriva dalle nostre fonti, Napoli verrà praticamente, attenzione, tenetevi forte, rifatto per disputare una Champions League competitiva. Insomma, le richieste di Antonio Conte verranno accontentate in tutto e per tutto. Conte ha ribadito anche sabato la necessità di investire per poter fronteggiare come si deve il ritorno in Champions League e la tripla competizione, con ambizioni però di vittoria, non solo per partecipare, anche maggiori quindi. Ma a quanto pare De Laurentiis ha già previsto nuovi investimenti massicci sull'onda del tesoro costruito attraverso le cessioni di Kvaratskhelia per il Saint-Germain e la prossima di Osimhen per quest'estate, con 75 milioni che potrebbero entrare nelle casse napoletane. Insomma, altri 150 milioni, magari qualcosa in più, visto che qualche giocatore in prestito verrà riscattato. Il Napoli quindi sarà rifatto dopo il campionato, quindi ora c'è da scrivere il finale della storia. Attenzione, perché di qualche nome ve ne abbiamo già parlato. Partendo dalla difesa, vi segnalo l'interesse mai scemato in realtà per Comuzzo della Fiorentina. L'avevamo già provato a prendere a gennaio, salvo poi commisso chiedere 40 milioni e comunque non voler indebolire la Fiorentina durante la stagione. Ma attenzione, perché il Napoli ci riproverà. Al centrocampo vi segnalo Ricci del Torino. Su di lui c'è forte il Milan in questo momento, ma il Napoli, a differenza del Milan, ha la capacità economica di arrivare ai 40 milioni, 35/40 richiesti da Urbano Cairo per il capitano, appunto, del Toro, altro italiano. Davanti resta lui in pole position, ovvero Lucca dell'Udinese. Quindi attenzione, un tris di colpi tutti italiani per confermare lo zoccolo duro d'Italia all'interno della nostra rosa e creare le fondamenta per il Napoli futuro. Il Napoli che dovrà fronteggiarsi su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. Ma attenzione, non partecipare, vincere. Questa sarà la parola chiave in vista della prossima stagione. Grazie per essere stati con noi.